Allora, io non vorrei che per questa voglia di accentrare il potere si peggiorasse il servizio ai cittadini. Quindi come Regioni cosa abbiamo detto? Volete mettere delle procedure di controllo straordinario sulle liste d'attesa? Ci va benissimo, però diamoci delle regole serie e chiare. E quindi che la scusa delle liste d'attesa non sia utilizzata per altro, ma sia utilizzata per migliorare la risposta ai cittadini. Purtroppo, proprio oggi in conferenza delle regioni, noi abbiamo fatto questa proposta collaborativa col governo. Scriviamo un testo condiviso. Il governo, o meglio, il Ministero della Salute, ci ha detto no, non vogliamo nessun incontro, andiamo allo scontro di fatto perché hanno detto vogliamo la non intesa. Io continuo a sottolineare la voglia di collaborazione e dell'alta istituzionale, stiamo parlando della salute dei cittadini. Quindi vuol dire che l'obiettivo è veramente quello che lei teme? No, non lo so, però devo dire che... centrodestra che vuole... Devo dire che anche rispetto alle lettere inviate alla conferenza delle regioni dal Ministero della Salute e puntualmente e contemporaneamente inviate ai giornali dal Ministero della Salute, seppure erano lettere alla conferenza delle regioni, io non ho mai risposto e non intendo rispondere, perché penso che fare bagarre politica sulla salute, esattamente come dicevo in Friuli Venezia Giulia, tantomeno lo faccio a livello nazionale, anche se ritengo che delle ragioni ce l'abbiamo, però penso che si discute nelle sedi opportune e non le si utilizza per fare una confusione pubblica che non farebbe capire nulla ai cittadini. Quindi c'è una tensione vera con il ministro Schillaci? No, mi auguro che non sia tensione, c'è sicuramente un'incomprensione importante in questo momento. Sì?